Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo pronti anche oggi ad aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i collegamenti che ci attendono con tutto il nord-est. Andremo a Padova per un grave fatto di cronaca, una badante che ha picchiato la propria assistita novantenne, e ancora a Venezia sul passante dove sono stati abbandonati 5 minori, un episodio davvero inquietante dietro al quale c'è l'ombra del traffico di minori. E ancora a Treviso, dove è in corso l'interrogatorio dell'infermiera che in qualche modo sarebbe coinvolta nella morte, ovviamente il condizionale è d'obbligo, del 18enne ritrovato senza vita domenica mattina all'alba sulla Pontebana a Nervesa della Battaglia. Parleremo anche di cinghiali, andremo a Vicenza dove fra poco si terrà un importantissimo vertice proprio per trattare di questa emergenza che riguarda tante colture. Ma partiamo con questa notizia, perché è in corso in procura a Venezia il secondo interrogatorio dell'ex assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, arrestato con l'ipotesi di reato di corruzione. L'inchiesta è quella più ampia, l'inchiesta denominata Palude. Boraso, dopo aver studiato le carte con il proprio legale Umberto Pauro, era stato sentito per la prima volta lunedì scorso ed è probabile che un nuovo interrogatorio si tenga la prossima settimana. Boraso è arrivato dal carcere di Padova dove si trova detenuto, unico indagato in carcere. Il secondo è tornato in libertà ed è chiamato a rispondere di 12 atti corruttivi relativi a destinazioni d'uso di aree commerciali, un parcheggio a ridosso dell'aeroporto di Venezia, trattative immobiliari di vario genere, operazioni per le quali si sarebbe appoggiato a società immobiliari da lui controllate facendo favori in cambio di mazzette. Nella vicenda entra anche la vendita di Palazzo Papadopoli a Venezia al magnate orientale Wong, che è indagato con base d'asta progressivamente ribassata che sarebbe stata prodromica all'acquisto da parte dell'imprenditore dell'area del Pili, di proprietà del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Anche lui, come sapete, risulta indagato. Quindi interrogatorio in corso in questo momento in procura a Venezia, dove appunto è arrivato Renato Boraso, che appunto si trova ristretto in queste settimane in carcere a Padova. Chiaramente tutti gli aggiornamenti nel corso di questa prima edizione, nel corso dei nostri telegiornali serali. In attesa di collegarci con l'intero nord-est, i miei colleghi sono come sempre tutti pronti. Ritorniamo su un altro fatto molto inquietante, di sviluppi nel Vicentino, delle indagini di un misterioso giallo internazionale. Ne stanno parlando tutti a livello mondiale. Gli inquirenti sono a caccia del corpo di una americana uccisa che potrebbe essere stato nascosto nei dintorni di Cogollo del Cengio. La grande operazione di ricerca di Ana Maria Henao, la statunitense scomparsa a Cogollo del Cengio, restano sospese, ma l'indagine è tutt'altro che conclusa. Per 2 giorni, a ridosso del terzo tornante della vecchia strada del Costo, una cinquantina di uomini hanno setacciato palmo a palmo la zona nel raggio di 300 metri. Polizia italiana e spagnola, vigili del fuoco, unità cinofile del soccorso alpino e un rappresentante dell'FBI americana hanno cercato riscontri riguardo ad una segnalazione GPS di un'auto noleggiata e condotta dal marito proprio da queste parti. L'uomo di origini serbe, arrestato, è in carcere in Florida, è accusato di sequestro di persona della donna da cui stava divorziando. In ballo c'era il patrimonio miliardario da spartire. La donna invece ha fatto perdere le proprie tracce a febbraio a Madrid, in Spagna. Il sospetto degli inquirenti americani è che l'uomo abbia rapito e ucciso la donna, trasportando il corpo dalla Spagna in Serbia con un'auto a noleggio, transitando proprio anche nel Vicentino. L'uomo avrebbe potuto già disfarsi del cadavere da queste parti dopo averlo occultato in una valigia. Potrebbe essere nascosto tra gli anfratti della zona boschiva isolata. Al momento vige il massimo riservo delle autorità sullo sviluppo delle indagini di questo giallo internazionale.
È veramente un giallo internazionale, ma vi raccontiamo adesso con la nostra Ilaria Marchiori, che si trova con Sandro Ponchio, un altro fatto davvero inquietante. Ci spostiamo nel veneziano. Ilaria. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a ridosso del passante di Mestre all'altezza di Spinea per una vicenda che sta assumendo ora dopo ora dei contorni strani che comunque la procura provvederà a chiarire attraverso l'indagine. Facciamo un passo indietro per chiarire la vicenda. Un paio di giorni fa, erano circa le 4 del mattino, un Audi con a bordo 2 uomini e 5 bambini minorenni tra i 5 e i 7 anni si è scontrata contro uno dei furgoni con gli operai che stavano lavorando proprio all'autostrada per un cantiere aperto, uno di quei cantieri che solitamente sono notturni proprio lungo il passante per non creare disagi nel corso della giornata. Ebbene, si è scontrata contro questo furgone e che cosa è successo poi? I 2 occupanti dell'auto sono scappati per i campi. Uno è riuscito a cavarsela, l'altro invece è stato preso dalla polizia stradale che nel frattempo era intervenuta sul posto insieme all'ambulanza e mezzi del 118. Il bilancio ne è stato di 2 bambini feriti non gravemente che sono stati poi portati nell'ospedale di Padova, ovviamente in pediatria, e anche però di un operaio che è rimasto ferito, nemmeno lui gravemente, comunque ha subito qualche conseguenza dallo scontro. Perché dicevamo che la procura sta facendo luce su questa vicenda? Primo perché c'è stata questa fuga che all'apparenza dovrebbe essere ingiustificata di questi 2, cosa che evidentemente non è. Per questo è stato aperto un fascicolo con varie ipotesi su cui appunto devono far luce. Oltre a quella di danneggiamento alla fuga e abbandono di minore, c'è anche quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché tutti gli occupanti dell'auto sono risultati di origine medio orientale, quindi sia i 2 adulti che i 2 bambini, su cui si stanno effettuando verifiche proprio per capire l'origine del percorso dal loro paese d'origine all'Italia e soprattutto le motivazioni. Dunque noi continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda dai contorni davvero torbidi, per capire che cosa ci facessero quei 5 bambini all'interno dell'auto e soprattutto perché i 2 occupanti siano fuggiti. Uno fortunatamente è stato preso, quindi lo stanno sentendo e l'hanno già sentito in queste ore. Da Spinea è tutto, io restituisco la linea allo studio. Ilaria, grazie, è davvero un fatto inquietante e c'è l'ombra, lo avete sentito, del traffico di minori. Spesso accade che dei minori vengano abbandonati, di fatto soprattutto sulla 4, nei vari autogrill della 4, la rotta magari è quella balcanica, ma questo è un fatto davvero eclatante sul quale la procura veneziana, lo avete sentito, intende fare luce. E noi adesso voltiamo pagina, i temi sono quelli sanitari, perché si stanno sommando diverse criticità. Andiamo nel Padovano perché destano preoccupazione i casi di malattie e virus trasmesse dalle zanzare. Ci aggiorna su tutto Valentina Visentin. Allerta zanzare nel Padovano. Secondo l'ultimo bollettino veneto, nella provincia di Padova si contano circa 1/3 di casi di dengue registrati nella regione da inizio anno. Tutti casi di importazione, ovvero di turisti di rientro da viaggi in paesi tropicali. L'ultimo ha riguardato una persona di Cittadella, che fa salire così a 19 casi di febbre dengue nel Padovano da gennaio su 62 registrati in Veneto. Ma come ogni estate a preoccupare sono i casi di West Nile, trasmesso dalla zanzara comune. Tra forme febbrili e neuroinvasive sono stati 30 i casi padovani da luglio, il numero più alto tra le province venete. C'è anche qualche elemento, come dire, che ci incoraggia, che abbiamo detto più volte. È iniziato a metà luglio il problema della West Nile, quindi diciamo 2 mesi più avanti rispetto a tanti casi avuti nel 2022.
e infatti pensiamo che la stagione, essendo ormai avanti, non riproponga i numeri così elevati del 2022. Siamo lontani dai numeri dell'annus horribilis del 2022, quando ci furono oltre 250 casi nel Padovano con 13 decessi tra maggio e settembre, i mesi in cui è alto il numero di zanzare comuni che, come ricordano i vertici dell'USL Sai-Eugania, sono costantemente monitorati insieme agli animali. Le zanzare che vengono prese con delle trappole le si contano, quindi si calcola quante zanzare ci sono e anche in che percentuali trasportano il virus, perché è evidente che se le zanzare, pur numerose, non portano il virus, la possibilità di essere contagiati è molto più ridotta. Un altro elemento è il controllo sugli uccelli, che sono un serbatoio del virus, e un terzo elemento importante di analisi sono i cavalli. È notizia di quest'oggi di aver riscontrato un caso di West Nile equino, cioè di un cavallo, a Limina. L'USL 6, in presenza di casi di dengue, avvia la disinfestazione che dura 3 giorni nelle ore serali. Per la West Nile scatta invece in presenza di un cluster. Operativo senza sosta un servizio di collegamento con i comuni. È presente sia una reperibilità medica per quanto riguarda proprio la gestione del caso umano, quindi viene contattato lui oppure i parenti, eventualmente il reparto si è ricoverato e si fa l'indagine epidemiologica. Successivamente intervengono i tecnici della prevenzione reperibili, che sono quelli che si interfacciano sia con la ditta di disinfestazione che col referente comunale per quanto riguarda sia la parte dell'ordinanza sindacale, che è essenziale per l'intervento, che anche per raccordarsi con la polizia municipale. L'USL 6 ricorda le precauzioni, che sono semplici, come usare il repellente, proteggersi con abiti chiari che coprono gambe e braccia, dotarsi di zanzariere, evitare di uscire nelle ore crepuscolari e svuotare sempre sottovasi e ristagni d'acqua. Non si sono registrati per ora a Padova invece casi di punture di ragno violino. E c'è purtroppo proprio dal Padovano un aggiornamento sui casi di West Nile, perché un uomo di 83 anni colpito dalla febbre forte dovuta al virus trasmesso dalla zanzara è deceduto all'ospedale di Schiavonia. È quindi un 83enne, persona molto conosciuta a Conselve. Nelle scorse settimane erano comparsi i sintomi di una meningoencefalite ed era stato ricoverato in terapia intensiva. L'83enne è la seconda vittima di West Nile quest'estate, dopo l'86enne di Candiana deceduto a fine luglio. Questo l'aggiornamento che arriva dalla provincia di Padova. Ci spostiamo di poco, andiamo nell'area bassanese, a Tezze sul Brenta, dove è sotto controllo la situazione di un caso di contagio invece da TBC. Per il caso di tubercolosi verificatosi nel distretto bassanese dell'ULSS 7 Pedemontana è scattato subito il protocollo previsto dalle linee guida sanitarie nei casi di contagio, avvisando il sindaco, che è autorità sanitaria del suo comune, in questo caso Tezze sul Brenta. Io sono stato informato dall'ULSS martedì pomeriggio, appena lo hanno saputo, e quindi c'è questa persona che è proveniente dall'estero, ma che era qua da un po' di tempo, non so esattamente quanto, e che ha partecipato come animatrice a questi corsi estivi, alla quale è stato riscontrato questa forma di TBC, peraltro mi hanno riferito a basso contagio. Gli accertamenti con un prelevo di sangue e successive analisi riguardano le persone che erano abitualmente e quotidianamente a stretto contatto con la donna contagiata e anche una sessantina di bambini e adolescenti che tra giugno e luglio hanno frequentato le attività del centro estivo. Diciamo che potevano essere fatte più in tempi diversi, ma hanno preferito fare subito tutto un accertamento, quindi in forma precauzionale per tutti coloro che sono venuti in contatto. Il caso è a basso contagio e non sono necessari per le persone coinvolte né l'isolamento né altre forme precauzionali. Il primo cittadino rassicura la popolazione con un messaggio di massima tranquillità, perché è sotto controllo. Adesso tutti quanti faranno, spero che nessuno si sia tirato indietro, cioè nel senso che abbiano aderito. Il messaggio è quello di stare tranquilli, perché le procedure sono state messe in atto, le procedure sanitarie, il protocollo anche quello più prudente. Solo il periodo di vacanze potrebbe aver impedito che tutti si siano sottoposti in queste ore ai controlli, scongiurando definitivamente l'ipotesi di un ulteriore contagio.
Vi dicevo di un grave fatto di cronaca nel Padovano. Siamo in grado di collegarci con la nostra Valentina Visentin, che si trova con Federico Cibotto. Parliamo di una badante che ha picchiato, se non sbaglio, Valentina, la propria assistita. Sì, è così, e non solo ha creato veramente il caos, perché non ha riversato la sua violenza, la sua ira provocata da una forte dose di alcol anche nei confronti della sorella, dell'anziana che lei assiste, del figlio, dei carabinieri intervenuti. Sono stati momenti veramente di panico quelli vissuti a Padova. Cosa è accaduto? Una badante romena di 50 anni, primo giorno di lavoro, ha pensato bene di ubriacarsi e di malmenare, lasciare completamente senza cibo per un'intera giornata la sua assistita di 90 anni. La donna in lacrime è stata ritrovata dalla sorella che è andata a fare le visite, che ha subito chiamato il figlio della signora, ma è stata a sua volta aggredita e malmenata dalla badante che era in preda ai fumi dell'alcol, che poi si è scagliata anche contro il figlio della signora e anche i carabinieri. Addirittura ha preso a calci i carabinieri quando è stata portata in caserma. Una brutta storia, perché ovviamente le due anziane hanno riportato delle contusioni, ma anche un forte shock dovuto a quanto hanno vissuto, e purtroppo in città qualche anno fa si era verificato un caso molto simile, con una domestica ubriaca che aveva creato piuttosto confusione in un'altra abitazione. E quindi insomma questo fatto di cronaca spiace, perché la vittima è una novantenne indifesa che ha dovuto patire per un'intera giornata le botte e anche la mancanza di cibo, la privazione di cibo impostale da questa signora di 50 anni, che è stata arrestata e andrà a processo, è stata scarcerata in attesa del processo che si svolgerà poi a settembre. Ma ricostruiamo l'accaduto nel nostro servizio e restituisco la linea allo studio. Primo giorno di lavoro, ubriaca, crea il caos picchiando non solo l'anziana che doveva assistere, ma anche la sorella della signora e i carabinieri. Dal contratto per un impiego all'arresto il passo è stato breve per una badante romena di 50 anni. La donna era stata assunta per assistere una novantenne padovana, ma nel suo primo giorno di lavoro ha malmenato l'anziana lasciandola a digiuno. Ematomi vistosi notati dalla sorella ottantenne della donna, che era andata a farle visita, trovando la parente visibilmente scossa e in lacrime. La signora ha avvisato subito il nipote e ha chiesto spiegazioni alla badante, ma a quel punto l'ira della cinquantenne romena, in preda ai fumi dell'alcol, si è riversata contro di lei aggredendola. All'arrivo anche il figlio della novantenne è stato insultato e malmenato per aver chiesto di andarsene. L'uomo ha deciso così di chiamare i carabinieri. La furia della cinquantenne non ha risparmiato nemmeno i militari e gli impiegati dell'agenzia che le avevano trovato il lavoro. La badante ha preso a schiaffi i carabinieri e li ha spintonati. Alla fine è stata portata in caserma, dove ha preso a calci altri militari. La donna è stata così arrestata per violenza pubblico ufficiale e poi scarcerata in attesa del processo previsto per il 12 settembre. Le due anziane sorelle malmenate hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni, ma per loro lo shock è stato forte. Vi mostro questa notizia dal Gazzettino.it, dall'home page. Alex Marangon, la vicenda che tutti conosciamo e che stiamo seguendo dall'inizio di luglio. C'è una nuova lettera anonima al sindaco di Marcon, Romanello, e alla polizia locale, con il papà del ragazzo che è tornato a sfogarsi anche sui social. Basta nascondersi. Come sapete, non è la prima lettera anonima, anche circostanziata, che arriva sul caso di Alex Marangon, però per l'appunto i familiari dicono: non nascondetevi, fatevi avanti, anche perché sapete, le dichiarazioni anonime non hanno un valore giudiziale, legale, se non in casi estremi. Quindi il papà di Alex Marangon dice di fatto: fatevi avanti, e non è la prima volta che un appello del genere arriva dai familiari del 25enne di Marcon. Parliamo di vandalismo. È un'estate folle da molti punti di vista. È stata vandalizzata anche la statua del leone, che è uno dei simboli di Montecchio Maggiore.
Individuato grazie alla rete delle telecamere di videosorveglianza e denunciato dagli agenti della polizia locale di Montecchio Maggiore, il presunto autore dell'atto vandalico ai danni della statua del Leone di San Marco, collocata al centro della rotatoria all'intersezione tra Viale Europa, Via Veronese e Via Fratelli Bandiera. Ho chiesto alla ditta che aveva già sistemato l'opera un sopralluogo per verificare se si può sistemare il danno in loco o se dobbiamo spostarlo in laboratorio. Successivamente ci manderanno il preventivo e la fattibilità della sistemazione dell'opera. Tutto è partito da quando il 16 agosto una pattuglia aveva rinvenuto un sasso voluminoso con il quale era stata presumibilmente abbattuta parte dell'ala e la coda della scultura. Le indagini immediatamente avviate si sono focalizzate sulla visione delle immagini registrate da tutti gli impianti privati di videosorveglianza presenti in zona. Sempre di più saremo in maniera concreta, utilizzeremo questo strumento e andremo avanti a implementare quel che è su tutto il nostro territorio questo tipo di sorveglianza e ci permetterà sempre di più ad avere certezza nei reati che verranno commessi contro il patrimonio del nostro Paese. Allora, fra pochissimo andremo da Lucio Zanato che ci darà quasi sicuramente degli aggiornamenti importanti sul caso del 18enne trovato morto domenica mattina poco prima dell'alba in Pontebana. Ecco, lo vedete grazie alla regia di Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia, questo giovane appunto trovato morto domenica mattina poco prima dell'alba. Come sapete c'è un'indagata, questa indagata si è recata questa mattina in tribunale a Treviso, dove lo vedo, ecco c'è il nostro Lucio Zanato che ci dà tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Lucio, che cosa è successo? Beh, intanto buongiorno a te Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Intanto va detto che questo interrogatorio richiesto dal pubblico ministero ieri è durato ben oltre quello che si pensava, è durato fino a pochi minuti fa. Sia Lucia Collotto, la 48enne infermiera di Susegana, che il suo avvocato Mauro Crocetta si sono presentati questa mattina intorno alle 10:30 qui al Palazzo di Giustizia e poi è iniziato l'interrogatorio che è terminato proprio pochi minuti fa, quindi oltre un'ora di interrogatorio su quanto successo, sulla versione dei fatti appunto dell'infermiera per quanto riguarda l'incidente e soprattutto l'omicidio stradale di Cheikh Tidan Bans, 18 anni, che appunto, come ricordavi, è accaduto tra sabato, anzi alle 5 di domenica mattina scorsa lungo la Pontebana, in un tratto tra l'altro dove le macchine sfrecciano abbastanza alta velocità e soprattutto di notte non è illuminato. Che cosa si sono detti con il pubblico ministero non è ancora dato da sapere, nel senso che a mezzogiorno sono usciti, 10:30 sono entrati, facce tirate, ovviamente nessuna dichiarazione, via dritti su al terzo piano dove ci sono i pubblici ministeri e poi invece l'uscita a mezzogiorno dove sostanzialmente l'infermiera, la donna è uscita da una parte e l'avvocato dall'altra. Nessuno dei due ha voluto proferire assolutamente parola, soprattutto l'avvocato. Abbiamo insistito più volte e non ha rilasciato nessun tipo di dichiarazione. Dalla situazione con termine va pensato sostanzialmente che si aspettavano probabilmente o diciamo così una situazione, una soluzione meno pesante. Probabilmente il pubblico ministero vorrà fare degli altri accertamenti, si parla addirittura di un accertamento sull'auto sulla Clio domenica mattina. Di certo insomma magari erano entrati con delle speranze e sono usciti con qualche delusione, almeno dalle facce tirate, è quello che noi abbiamo visto in questo momento. Va detto appunto che lei è iscritta con l'ipotesi di omicidio stradale, va anche detto che lei ha ribadito il fatto che aveva un veicolo davanti, istintivamente ha fatto quello che ha fatto il primo veicolo, cioè ha scansato qualcosa e poi ha finito la sua corsa con la sua macchina, la Clio, sul cordolo di un vicino distributore poco più avanti. Va anche detto che in più di qualche occasione va sottolineato
sottolineato che lo schiacciamento di una persona non comporta il far scoppiare una gomma e soprattutto far piegare addirittura un cerchione, cosa che probabilmente è accaduta appunto addosso al cordolo, mentre per quanto riguarda appunto gli accertamenti, stando a quello che le prime rilevazioni fatte sull'auto, non ci sarebbero segni ematici, quindi non potrebbe esserci contatto, però questo verrà verificato probabilmente domenica prossima. Queste sono le indiscrezioni che stanno arrivando qui dal Palazzo di Giustizia. A breve noi cercheremo anche di sapere dall'altra parte, cioè dal pubblico ministero o comunque dalla procura, che cosa si sono detti, come è stato l'interrogatorio, e di questo naturalmente vi racconteremo meglio nel corso dell'edizione serale dei nostri telegiornali. Da qui mi pare di capire che non c'è altro da raccontarvi, per cui ti restituisco la linea. Grazie mille, ci hai raccontato abbastanza, è stata una mattinata complicata, vedremo poi se nel corso delle prossime ore ne capiremo di più. Comunque un'ora e mezza di tempo è un periodo, è un lasso sufficiente per dire molte cose. Staremo a vedere quindi nel proseguo del pomeriggio. La vedo collegata la nostra Luisa Bertini da Vicenza con Simone Squarcina per una questione molto attuale in questa estate 2024, l'emergenza cinghiali. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Una presenza, quella dei cinghiali, che spaventa qui nel Vicentino, anche perché i numeri sono quasi esponenziali da qualche anno a questa parte. Io, per parlare proprio dei numeri, soprattutto degli interventi, sono insieme a Gianluigi Mazzucco, il comandante della Polizia Provinciale, che ci illumina sui vostri interventi. Allora, fino a luglio problemi, si frizza il collegamento, quindi magari torneremo a collegarci con Luisa Bertini per parlare di questa problematica che interessa la provincia di Vicenza e non solo, in verità la provincia di Vicenza. Scusa Luisa, cercheremo di ripristinare ovviamente il collegamento con te e con Vicenza. Mi chiede la linea anche Elena dal Forno. Voltiamo decisamente pagina, andiamo alla Pala Verde di Villorba, dove sta crescendo a dismisura l'attesa, stanno arrivando le campionesse olimpiche dell'Imoco. Elena. Sì, Cristian, grazie mille. Stanno arrivando le campionesse olimpiche dell'Imoco proprio in questo momento. Adesso chiederò al nostro tecnico Alberto Pivetta di girare la telecamera verso l'ingresso delle super campionesse olimpiche. Ci avete dato la linea proprio quando c'è la presentazione al termine del primo allenamento con Marina Lubian, Sara Farr e Mocchi De Gennaro, di rientro dalla spedizione olimpica ovviamente trionfale. Ci sono state stamattina 1500 tifosi, ora voi non potete vederli, ma un entusiasmo alle stelle per l'ingresso in campo delle olimpiche, ma anche per l'arrivo della schiacciatrice brasiliana. Ecco che vi fa vedere l'entusiasmo dei tifosi il nostro tecnico Alberto Pivetta. L'entusiasmo dei tifosi, dicevo, per la schiacciatrice Gabi, la brasiliana. C'erano persone con la bandiera del Brasile qui ad aspettare proprio lei. In questo momento arriva Marina Lukasic, la schiacciatrice polacca, e adesso, se abbiate pazienza, con un po' di pazienza arriveranno anche tutte le nazionali e arriveranno con la medaglia. Quindi io direi di attendere, Cristian, se per te va bene, e aspettiamo l'arrivo delle medagliate. Ecco, qui vedete la presentazione delle nuove arrivate insieme all'addetto stampa dell'Imoco Prosecco Doc Simone Fregonese. Poi avremo anche ai nostri microfoni il presidente Pietro Garbellotto e Sara Farr, che ci ha promesso di venire a parlare con noi. Quindi aspettiamo ancora un momento e vedremo arrivare in campo le migliori. Ecco Cristina Chirichella,
schiacciatrice di Novara, arriva anche lei nuova dalla squadra proprio di Lorenzo Bernardi. Sarà anche lei una centrale, ovviamente, sarà anche lei uno degli ingressi più importanti per questa squadra che affronterà, ricordiamo, ben 5 competizioni tra italiane e internazionali. Quest'anno infatti parteciperà anche al mondiale per club, dove l'anno scorso non fu invitata. Ecco che adesso arriva Isabella Hack, schiacciatrice opposta svedese, una delle beniamine dei tifosi. Eccola qui. Lei non ha partecipato alle Olimpiadi ovviamente, ma ci ha confessato che ha fatto il tifo un po' per tutte le nazionali delle sue compagne, quindi non sapeva chi tifare. Se abbiamo ancora qualche secondo, aspettiamo. Christian, cosa dici? Guarda Elena, aspettiamo perché insomma il momento è topico, sì. Non capita tutti i giorni di vedere appunto in diretta delle campionesse olimpiche, quindi insomma facciamo vivere questa emozione anche alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Eccole. Grazie mille Christian, speravo in questa risposta e quindi adesso arriveranno. Sento che il momento è quello, adesso vedo già Gabi la brasiliana sul punto di arrivo, quindi sta per arrivare, ma come dicevi non capita tutti i giorni di avere una medaglia d'oro al collo e soprattutto averla qui al Palaverde di Villorba, in una squadra che gioca in un campionato meraviglioso. Ecco Gabi, arrivata quest'anno, medaglia di bronzo con il suo Brasile, ricordiamolo. Non ha incontrato l'Italia Gabi con la sua nazionale, però è arrivata al terzo posto battendo proprio la Turchia di Daniele Santarelli, il coach dell'Imoco Prosecco Doc Conegliano. Ecco, il coach Santarelli oggi non c'è perché ha una piccola influenza, niente di grave, ci hanno assicurato, ma oggi non è presente. Vediamo se Gabi dice qualche parola in italiano. Ecco, le chiedono appunto dell'accoglienza. Parla in brasiliano naturalmente Gabi, ma sicuramente imparerà un po' di italiano. Chiaramente non si aspettava un'accoglienza così clamorosa, veramente non è mai stato visto un pubblico del genere per un allenamento, ma del resto oggi arrivavano le nazionali e quindi giustamente la gente ha approfittato. Addirittura abbiamo chiesto prima delle persone tra il pubblico se avessero preso ferie per venire a vedere questo allenamento e qualcuno ha detto di sì, addirittura giorno di ferie per venire a salutare le campionesse olimpiche. Adesso vediamo di chi è il turno. Ecco, vediamo. Ecco, Asia Volos, naturalmente anche lei la palleggiatrice, una delle beniamine del pubblico a casa, è stata accolta anche lei con grandissimi applausi. Asia ha detto addio alla nazionale quest'anno, 34 anni, dall'Imoco da qualche anno anche lei, ormai la palleggiatrice ufficiale, una delle migliori del mondo ovviamente. Quest'anno ha detto che si dedicherà ovviamente solo all'Imoco perché chiaramente non avrà più impegni in nazionale. È stata sorpresa anche lei dal grandissimo entusiasmo. Ha detto quest'anno una grandissima esperienza con la nazionale perché anche per lei a partecipare alle Olimpiadi era il sogno da bambina. Coronato quest'anno però senza medaglia. E ora eccole qua. E ora vediamo chi arriva. Ecco, la vedo laggiù, Sara Farr con la medaglia. Che momento! Che momento! Vedo Sara Farr che sta per arrivare con la medaglia. Eccola. Maria
Marina Lubian e Mocchi De Gennaro arrivano tutte e tre. Che emozione! Quella medaglia d'oro al collo, che emozione! Guardate che meraviglia! Un successo di squadra, ma anche della Prosecco Doc Moco, che ha allenato e allevato queste ragazze nel suo club, nella sua scuola, le ha fatte crescere, le ha portate in nazionale. Ecco, vedete il presidente Garbellotto che guarda la medaglia, quasi non ci crede. Fra poco avremo proprio con noi il presidente Garbellotto e poi Sara Farr. Quindi se vuoi ti restituisco la linea, Cristian, te la ridò fra qualche minuto, te la richiedo fra qualche minuto. Oppure Guarda, la teniamo? allora facciamo così, Elena, se sei d'accordo. Quando hai al microfono le campionesse e Garbellotto, mi richiedi la linea e te la ridò immediatamente. Che dici? Grazie mille, Cristian. Facciamo perfetto. così allora, che A andiamo dopo. avanti con un po' di cronaca, poi torniamo al Palaverde. Insomma, vi abbiamo mostrato in diretta delle immagini che entrano di diritto nella storia dello sport, non solo della marca trevigiana ma del Veneto. Ma noi ritorniamo per un attimo alla cronaca, perché c'è tanto di cui dobbiamo raccontarvi. Come la piaga dei furti nei negozi, la polizia di Padova ha arrestato un ladro seriale di profumi e vestiti. Si stava allontanando dopo aver razziato il negozio OVS di via San Fermo. Un ladro seriale di abbigliamento e profumi è stato arrestato dalla polizia intervenuta dopo la segnalazione del direttore del negozio. Il ladro è un quarantenne della provincia di Padova. Era stato visto aggirarsi nel negozio ed araffare 3 beauty case contenenti profumi. Poi si era allontanato facendo scattare l'antitaccheggio. Il ladro, grazie alla descrizione precisa fornita dai commessi e ai poliziotti, è stato bloccato poco lontano in via Tommaseo. Nello zaino ancora la merce rubata. Si è giustificato dicendo di averla acquistata da un ambulante, ma c'erano ancora le placche antitaccheggio danneggiate. Il quarantenne è stato arrestato e processato per direttissima. Gli agenti hanno accertato che l'uomo nei giorni precedenti aveva commesso altri furti sempre nello stesso negozio di via San Fermo e aveva precedenti per furti di bici e rapine in strada. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Padova. Nel Trevigiano lo cercano per notificargli semplicemente una multa. In giardino però trovano delle piante di marijuana. Facciamo il bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri. Si sono recati a San Venemiano a casa di un trentenne per notificargli una multa per un'infrazione al codice della strada, ma l'occhio attento dei carabinieri è stato attratto da alcuni arbusti sospetti in giardino, rivelatisi poi effettivamente 3 piante di marijuana. Nell'abitazione del giovane sono stati trovati sequestrati anche 2 barattoli di vetro contenenti altri 75 grammi di marijuana. L'uomo è stato segnalato alla prefettura. Nell'ambito dei controlli antidroga dei carabinieri nelle ultime ore, da segnalare la denuncia di un 21enne a Cordignano, in un parco pubblico, trovato in possesso di alcune dosi di hashish, marijuana ed un bilancino di precisione, mentre a Crocetta del Montello è stato denunciato un trentenne di origini marocchine che alla vista dei militari ha cercato di lanciare sotto una siepe un panetto di circa 30 grammi di hashish. La droga è stata recuperata e sequestrata. Ieri ci eravamo collegati in diretta, oggi facciamo il punto di questo eclatante furto di biciclette avvenuto ad Azzano Decimo. 180 secondi il tempo impiegato dai ladri per sfondare una vetrata e rubare e caricare su un furgone una ventina di bici da corsa a Pinarello. 3:20 è scattato l'allarme, siamo corsi qua immediatamente dopo i 5-6 minuti. Tempo di arrivare, ma c'erano già qua le forze dell'ordine che ringrazio e niente, il danno era stato fatto.
Hanno usato un furgone come ariete, rubato poco prima a un imprenditore edile della zona e frantumato la vetrina di un negozio di biciclette da corsa e hanno rubato bici e attrezzature di pregio per un valore complessivo che si aggira sui 200.000 euro. È accaduto nella notte di giovedì 22 agosto intorno alle 3:20 ad Azzano X nella centralissima viale Rimembranze. Secondo una prima ricostruzione ricavata dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze e dei vicini dell'area del furto, alcune persone con il volto travisato, dopo aver lanciato il veicolo commerciale rubato precedentemente a un imprenditore edile contro le vetrate, si sono introdotte nel negozio e hanno portato via 15 biciclette di marca Pinarello e Villiers, fuggendo subito dopo. L'azione è avvenuta nell'arco, pensate, di meno di 3 minuti. L'area furtiva è coperta da assicurazione. Sul posto giunte celermente le pattuglie del radiomobile dei carabinieri di Pordenone e della stazione di Fiume Veneto. Sì, se mettiamo in conto un po' tutto, sono cifre molto enormi, insomma. Immaginiamo che è tutto coperto da assicurazione, questa cosa è importante. Sì, sì. Non si può aprire un'attività del genere senza un'assicurazione, mi pare il minimo, insomma. E da spirito friulano come lei è, insomma, si riparte subito perché oltre il danno bisogna continuare, la vita continua, no? È una frase fatta, però insomma. No, assolutamente sì, anche perché delle bici che mi ha portato via erano già state vendute, dovevano ritirarle, quindi bisogna subito ripartire e accontentare i clienti. Torneremo fra pochissimo al Palaverde, dove avete visto sono arrivate le campionesse olimpiche, sono state presentate dalla nostra Elena Dal Forno che si trova lì con Alberto Pivetta. Fra poco ci ricollegheremo e parleremo con queste campionesse olimpiche. Siamo pronti anche a portarvi a Rossano Veneto per parlare di questa lunga estate, soprattutto sul fronte degli anziani, delle case di riposo tra caro rette e Covid che è ritornato e che fa paura soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Ma c'è anche un altro tema che si affaccia in questa estate, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole, quindi anche dell'università, il caro affitti. A Padova si prepara una nuova stagione di mobilitazione studentesca. In questi giorni Padova sta tornando piano piano a ripopolarsi di studenti universitari, ma per chi arriva in città da fuori sede trovare un alloggio a prezzi dignitosi è un evento raro. Quando sono arrivata qua 5 anni fa l'avevo scelta perché era un connubio tra buona università e affitti non troppo costosi. Arrivata al 5º anno di università è diventato un po' più difficile, i miei genitori devono sostenermi per la maggior parte delle spese perché ormai non si riesce più a vivere neanche in una doppia con un prezzo onesto. Cercavo una stanza singola, era una priorità che mi ero messa in testa e appunto cercavo anche una zona abbastanza sicura, anche per i miei genitori che comunque siamo abbastanza lontani, loro sono marchigiani, volevano sistemarmi una zona sicura, quindi hai un affitto di 400 euro almeno per una stanza singola, poi ci sono tutte le spese condominiali perché più è buona la zona, più protetta, più anche i condomini che trovi chiedono un pochino di più. Il mercato immobiliare è drogato, si moltiplicano le richieste e i prezzi salgono. Per una singola si arriva a pagare dai 450 ai 500 euro al mese, spese condominiali escluse, si intende. Una cifra insostenibile per tantissime famiglie. Per una doppia è difficile scendere sotto i 300 euro se si sceglie di restare nei quartieri centrali. I prezzi sono più contenuti se si cambia quartiere e si esce un po' verso l'Arcella. È stato difficile trovarlo, pago attorno ai 400 euro per una singola e anche in una zona non troppo centrale. Avevo cercato 5-6 appartamenti prima, alcuni fanno addirittura le selezioni, insomma non è facile, ci serve tempo. Bisogna iniziare a interessarsi sicuramente qualche mese prima, molti, e gli affitti dipende da dove ti trovi, dalla zona. Io sono stata fortunata, quindi mi bacio le manine. Il trend dei rincari è in costante crescita, con singole che crescono del 14% secondo un dato nazionale e doppie del 6%. La denuncia anche di Udo, l'Unione degli Universitari Padovani, che un anno fa si era mobilitata dormendo in tenda nel cortile del Bo. I posti letto in residenzialità pubblica sono 1.500 a fronte di oltre 70.000 iscritti. ESU è al lavoro per aumentare l'offerta, ma serve anche uno sforzo dalla Regione
stagione, dicono gli universitari, che sono pronti a tornare in piazza a protestare. Intanto la ricerca di un alloggio è difficile e lunga. Il tempo di organizzarsi con loro dell'appartamento è andato via, perché appunto non ti danno nessuna sicurezza. Siamo rimasti comunque nei tre, alla fine abbiamo trovato un'agenzia a cui poterci affidare e abbiamo trovato alla fine venendo solo a Padova, grazie a Dio solo una giornata, perché molte persone devono venire più volte e come fuori sede è molto difficile spostarsi, e poi alla fine siamo riusciti a firmare un contratto, ma tenga conto, ho iniziato a cercare verso giugno, ho firmato il contratto i primi di settembre. Ma quanto ci hai messo a trovarlo? Allora, abbiamo cercato un paio di mesi e poi i suoi genitori avevano dei contatti con delle agenzie e abbiamo visto il posto e preso subito, però sì. Siete fortunati. Sì, anche perché l'abbiamo preso a giugno per ottobre. Insomma, una vera e propria odissea, una caccia al tesoro, chiamatela come volete, ma vedo inquadrate le ragazze dell'Imoco, tra loro le campionesse olimpiche. Torniamo a collegarci con il Palaverde, torniamo a collegarci con Elena Dal Forno, Alberto Pivetta. Elena. Ciao Cristian, eccoci di nuovo al Palaverde, momento della foto di rito, chiaramente con un bel prosecco come lo sponsor vuole, quindi foto di gruppo, campionesse olimpiche che brindano alla nuova stagione che sta per cominciare, lo ricordo il 28 di settembre, Supercoppa italiana a Roma contro la Vero Volley Milano Monza con altre campionesse olimpiche, quindi si ritroveranno davanti di nuovo Miriam Silla e Paola Egonu naturalmente. Quindi è il momento del brindisi alla grandissima stagione che sta per cominciare. Ricordo, oltre alla Supercoppa poi ci sarà il campionato, Coppa dei Campioni, il mondiale per club e il mondiale, quindi una stagione assolutamente, e la Coppa Italia naturalmente, una stagione assolutamente intensa, e non a caso lo sponsor, il gruppo, la società hanno voluto costruire una squadra assolutamente di rilievo. Potrebbero fare 2 squadre e vincere il campionato tutte e 2 quest'anno l'Imoco. Devono infatti ancora arrivare la cinese Zhu e la palleggiatrice giapponese Nanaki. Ecco, vedete adesso la squadra al completo che brinda alla prossima stagione, all'oro olimpico, anche al bronzo di Gabi, che già la vediamo bella integrata nella squadra. E adesso andiamo in diretta e vediamo se riusciamo a parlare proprio con il presidente Garbellotto. Ci avviciniamo. Presidente, eccolo qua, Presidente Garbellotto, un entusiasmo incredibile. Un entusiasmo pazzesco, siamo oltre 1500 persone, ci sono partite in altri campi, in altri settori che non li fanno su una finale, quindi guardi, meglio, oggi inizia veramente la pallavolo 2.0, credo che la vittoria di queste Olimpiadi dia una spinta incredibile a tutto il movimento. Siamo passati ad avere 150 persone al primo allenamento ad averne 10 volte tanto, una soddisfazione pazzesca. Oggi sono arrivate le nazionali, è arrivata anche Gabi, che emozione è vedere quella medaglia da vicino? La prima ho chiesto alla Sara Farr di toccare la medaglia, di vederla perché non l'avevo mai vista dal vivo, è una grandissima emozione e una grandissima soddisfazione per loro che se la sono veramente meritate. Ecco, l'Imoco alleva campioni perché fra poco la Supercoppa contro un'altra squadra italiana, Milano, con 2 campionesse che sono passate di qua, Miriam Silla e Paola Egonu. Sì, con 2 campionesse che sono passate di qua, più c'è anche poi Danesi e Omorui, quindi che anche loro sono transitate in passato dalla nostra squadra. Sicuramente abbiamo avuto la fortuna con Pietro Maschio di mettere appunto sempre delle squadre importanti, ma questo dobbiamo ringraziare chi ci sostiene come stiamo facendo oggi con Carraro e Prosecco Doc. Ci aspetta un anno veramente entusiasmante, siamo seguitissimi anche dal Brasile con l'acquisto di Gabi, presto anche in Cina grazie all'acquisto di Zhu diventiamo sempre di più una squadra da respiro internazionale. Presidente, è sempre la squadra da battere l'Imoco? Ma guarda, io credo che la pressione noi non ce l'abbiamo di sicuro, perché abbiamo fatto 5 anni molto importanti, molto fortunati, la statistica è anche contro noi perché prima o poi dovremo perdere e credo che quindi non abbiamo pressioni, faremo un bel campionato e poi proveremo a vincere qualcosa. Grazie mille, ci risentiamo dopo con un altro collegamento, intanto cerchiamo Sara Farr, vediamo se ci fa vedere la medaglia. Chiedo ad Alberto se ci segue.
Eccoci qui, Sara Farr, possiamo disturbare, siamo in diretta con Antenna 3, ciao, ci fai vedere la medaglia, Sara? Stavo di chiedere. La medaglia, incredibile, che emozione è averla al collo? Sicuramente una gran bella emozione, una grande responsabilità, e questo lo dimostra anche il fatto che tutti quelli che sono venuti oggi, tutti i ragazzini, tutte le bimbe, comunque hanno visto in noi qualcosa di bello, e quindi adesso sta a noi a continuare a farle divertire e a farle sognare. Ecco, quell'emozione che avete provato lì a Parigi c'è ancora oggi, per quanto tempo ci sarà ancora? Per tutta la vita, credo. No, devo dire che adesso da quando siamo rientrati in Italia ho iniziato a realizzare un po' di più, no? Forse quello che è successo, nel senso che ovunque andiamo la gente ci riconosce, forse è cambiato qualcosa più per gli altri che per noi, però niente, sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, del risultato che abbiamo raggiunto, di come ha lavorato la squadra, perché siamo state veramente squadra, e basta, adesso voglio divertirmi con queste nuove ragazze qua. Siamo sicuramente un bel gruppo, c'è già comunque una bella alchimia, e nulla, vedremo come andrà la stagione. 5 obiettivi, 5 cose che il Presidente vuole vincere tutto, e voi lo stesso, immagino. Assolutamente, diciamo che il dottor Maschio è sempre molto preciso sulle cose che vuole ottenere, però è quello che vogliamo anche noi. Credo che insomma chiunque venga qua a Conegliano sa cosa c'è da fare, sa quali sono gli obiettivi, sa come bisogna lavorare per raggiungerli, quindi onestamente io non vedevo l'ora di rientrare, di aggiungermi al gruppo, perché comunque quando hai quella mentalità lì, e tutte noi ce l'abbiamo, diciamo che non basta neanche un oro olimpico, no? Si vuole sempre di più, quindi sono pronta a lavorare e a divertirmi con loro. Ecco, l'ultima domanda la faccio sulle tue ginocchia. Quest'estate abbiamo letto tutti questa storia di questo signore che ti ha convinto a continuare, a non mollare. Sì, no, sicuramente quell'incontro mi ha cambiato molto, nel senso che mi ha aiutato a dire ok, mettiti sotto, lavora. Sto bene, ormai sono passati tanti anni, mi piace anche poco parlare di quello che è successo, non perché, nel senso, è stata una cosa fondamentale nel mio percorso, perché se io sono la Sara di oggi è anche per quegli infortuni, però adesso si è chiuso un ciclo con le Olimpiadi, per me infortunio dimenticato, e adesso voglio tornare a concentrarmi semplicemente ad allenarmi, a divertirmi, a migliorare sempre di più, e basta, questo. Grazie mille Sara Farr, la ringraziamo e vi diamo appuntamento poi a un TG serale questa sera per ulteriori aggiornamenti. Ti ringrazio Cristian, ti restituisco la linea. Sono io che ringrazio te anche a nome di tanti nostri telespettatori, perché ci hai fatto vivere delle belle emozioni, delle emozioni olimpiche. Non capita davvero tutti i giorni di vedere un atleta con una medaglia d'oro al collo. Noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi, la vedo pronta anche la nostra Vanessa Banzato. Allora andiamo in pubblicità fra poco, prima andiamo da Vanessa, se mi sente, così la liberiamo. Non è ancora, sì, mi sente adesso, la vedo la nostra Vanessa Banzato da Rossano Veneto, per parlare di anziani. È una lunga estate anche per loro, anche per gli anziani. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, in primo piano gli anziani che sono stati le principali vittime di questo caldo torrido dell'estate 2024, e ci sono due strutture principali che si occupano appunto degli anziani qua a Rossano Veneto, ovvero tutto il gruppo di Villa Aldina, la casa di riposo in pieno centro a Rossano Veneto, e poi c'è il comune di Rossano. E allora io mi trovo proprio assieme all'assessora alle politiche degli anziani del comune di Rossano Elga Battaglini e alla referente, la responsabile degli infermieri Viorica Rotaru. Con loro proprio cerchiamo di capire come le due strutture hanno affrontato intanto il caldo di quest'estate. Come è andata? Come avete fatto per aiutare gli anziani ospiti? Buongiorno, prima di tutto abbiamo cercato di seguire sempre il protocollo dell'ULSS numero 7, che è il nostro
indice giusto per le regole che le abbiamo. Poi abbiamo fatto sempre nella stessa maniera, nel senso che abbiamo mantenuto e monitorato le temperature nei ambienti pubblici, cercando di mantenere la stessa temperatura e una clima serena. Ovviamente abbiamo incentivato l'idratazione con varie bevande di vari gusti e poi abbiamo modificato un pochino l'alimentazione con cibi ricchi di frutta e verdura. Certo, cose fondamentali. Ecco. Fondamentali, gli ospiti che non devono uscire ai orari quando fa troppo caldo fuori, e invitate anche i familiari di fare la stessa cosa. Li ringrazio perché hanno rispettato in tanti queste regole qua. E più o meno, ecco. Certo, per quanto riguarda, lei ha parlato dei familiari, tra l'altro sono verificati dei casi di Covid anche all'interno, negli ultimi tempi, all'interno di Villa Aldina, e dite voi avete però sempre garantito anche le visite da parte dei familiari. Sì, abbiamo seguito le regole della regione, ma anche della dottoressa Bianchin, che è il medico della struttura, e lei ci ha introdotto di nuovo le mascherine. E le visite dei familiari sono sempre state aperte. Certo. L'unica differenza è che abbiamo un po' abbreviato i tempi e abbiamo evitato affollamenti, ecco. Certo. Si sono registrati casi sporadici di Covid, non tanti, e senza conseguenze importanti. Bene, il Comune dal suo canto come sta cercando di venire incontro alla fascia fragile della popolazione? Anche noi seguiamo comunque le direttive dell'ULSS, cerchiamo di diramare comunque queste agli anziani che sono a domicilio, e poi il nostro ufficio dei servizi sociali che è sempre aperto per qualsiasi problematica e qualsiasi chiamata. E poi c'è il centro diurno che adesso è chiuso, però riaprirà il 10 di settembre con attività varie, e dal 12 invece tutti i mercoledì faremo gli aperitivi in casetta, nelle casette di quartiere, con varie attività per coinvolgere proprio i nostri anziani. Ecco, parola d'ordine: coinvolgimento soprattutto degli anziani, abbiamo sentito, e attenzione massima sia all'interno della struttura della casa di riposo, ma anche all'interno di tutto quello che è il territorio comunale di Rossano Veneto. Per me è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, vedo che è già pronto il nostro Lucio Zanato. Lucio, io dovrei andare in pubblicità, ma vengo prima da te perché hai degli aggiornamenti importanti sul 18enne investito domenica mattina all'alba sulla Pontebana. So che hai parlato con il PM. Sì, esatto, abbiamo notizie dalla Procura, si va verso l'archiviazione. Questa è la notizia che giunge oggi dopo l'interrogatorio dell'infermiera Lucia Collotto, 48 anni, susegana, che era, diciamo così, indagata per l'ipotesi di omicidio stradale. Perché si va verso l'archiviazione? Per una serie di conseguenze che portano l'investimento e anche la morte di questo giovane, ricordiamo Sheikh Tidan Bandans, 18 anni, morto domenica mattina lungo la Pontebana per tutta una serie di tragiche fatalità. La prima sicuramente la serata in discoteca. Il giovane, secondo i dati che sarebbero emersi dall'autopsia, però va detto che i dati definitivi si sapranno tra 60 giorni, aveva un tasso alcolemico molto alto, quindi molto probabilmente non era in perfetto stato di coscienza. Molto probabilmente, questa è l'ipotesi su cui si sta basando praticamente l'indagine della Procura, il giovane sarebbe uscito dalla discoteca, anziché prendere la strada per Treviso, per qualche strano motivo ha preso la strada verso il ponte della Priula, e nel corso diciamo così, del cammino nella notte, ricordiamo che quel tratto di strada è buio, le 5 del mattino è buio, non è illuminata quell'area, o si è sentito male o a un certo punto ha avuto un mancamento e quindi si sarebbe disteso a terra, forse addirittura potrebbe essersi addirittura addormentato lungo il ciglio della strada. Che cosa è successo successivamente? Probabilmente su una lunga fila di macchine, la prima veicolo probabilmente ha scorto qualcosa nella notte e ha schivato, il secondo veicolo
ha seguito il primo, il terzo, cioè il veicolo dell'infermiera, molto probabilmente pur avendo una velocità costante, pur essendo nei parametri assolutamente della guida, non sarebbe riuscita a schivare il ragazzo. Questa è l'ipotesi, diciamo, maggiormente avallata, però ripetiamo, tutto questo è pieno di sedi ma, e l'unica notizia è nuova, insomma, rispetto all'interrogatorio di oggi, è che il pubblico ministero Michele Permugnan l'indagine punta verso l'archiviazione. Maggiori particolari come sempre nel corso del telegiornale di questa sera. A te la linea. È veramente un rompicapo questa morte, la morte di questo diciottenne, la tragedia che si è consumata domenica mattina all'alba a Nervesa della battaglia lungo la Pontebana. Mi dicono che si è collegato anche il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, lo vedo. Buongiorno Michele Grossato, sindaco di Rosolina, ma vengo da lei, porti pazienza, 30 secondi, vengo da lei subito dopo la pubblicità per fare il punto del maltempo che si è abbattuto sul Delta inizio settimana. La località balneare Perla del Polesine è ripartita, ma insomma la conta dei danni è ancora in corso. Faremo il punto con il sindaco a fra poco. Rientriamo in diretta per raccontarvi questo venerdì di agosto a Nord-Est. Avete visto tantissime le notizie, i fatti del passante, chiamiamoli così, questi 5 ragazzini abbandonati di fatto in strada dopo un incidente, l'ombra e il sospetto del traffico di minori, la badante che a Padova ha invece picchiato selvaggiamente la novantenne assistita, e non solo l'anziana ma anche i carabinieri che sono intervenuti. Seconda giornata, nuovo interrogatorio per Renato Boraso. Sarebbe in corso questo interrogatorio in Procura a Venezia. Questa mattina Boraso ha raggiunto la Procura veneziana dal carcere Due Palazzi di Padova, dove si trova detenuto, ma ci sono anche le belle notizie. Avete visto l'arrivo al Palasport, alla Pala Verde, delle campionesse dell'Imoco, in particolare delle campionesse olimpiche del volley. Mi ha raggiunto in studio anche Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Con lui dobbiamo fare il punto di alcune situazioni abbastanza complesse. Domani sabato da bollino nero sulle autostrade, sulle strade del Veneto e del Nord-Est, ma prima però voglio andare da Michele Grossato, sindaco di Rosolina. Come sapete Rosolina, in particolare Rosolina Mare, poi vi rimostreremo le immagini, è stata colpita da un violento nubifragio. La conta dei danni, immagino, sindaco, sia ancora in corso. Sì, buongiorno a tutti. La conta dei danni è ancora in corso e adesso abbiamo un grosso problema soprattutto nel settore agricolo, perché abbiamo ancora degli orti di Rosolina, come sapete producono per la maggior parte radicchio rosso di chioggia invernale, che sono ancora allagati, e perciò molto probabilmente la produzione di questo ortaggio è vanificata. E per quanto riguarda Rosolina Mare, invece, la località turistica, alcune attività che hanno avuto il blackout per un paio di giorni, hanno avuto problemi alle varie componentistiche, i frigoriferi, adesso tutto è rientrato, insomma, da subito, perché c'è stata veramente una corsa contro il tempo, sia per asciugare e per mettere in sicurezza le persone, e poi per proseguire, insomma, nella piena stagione, visto che la settimana clou di agosto, località turistica sia di Rosolina Mare che anche ad Albarella, che abbiamo avuto stessi problemi. Vi siete rimboccati subito le maniche sostanzialmente, quindi in questa maniera siete riusciti a far ripartire tutto nel più breve tempo possibile. Le chiedo però, sindaco, c'è una stima, si sente di fare una stima di questi danni? Siamo ancora in una fase di raccolta dati, sarebbe un po' azzardato, insomma, snocciolare dei numeri. Nel centro paese, ad esempio, dei garage di alcuni condomini che sono stati completamente sommersi, e perciò ci sono alcune automobili che purtroppo sono da rottamare, e perciò
già questo è un dato importante. La mobilia dei piani terra, ci sono tante mobilie di appartamenti che dovranno essere rifatti, perciò in questi giorni stiamo facendo questa analisi. Ecco, l'importante, vedendo anche queste immagini, Sindaco Grossato, è che nessuno si sia fatto male, perché è quasi un miracolo vedendo queste immagini. Certo, io metto sempre al primo posto la salvaguardia delle persone, non aver registrato nessun incidente di qualsiasi natura credo sia la cosa più importante, anche perché tra Rosolina e Barella e il centro del paese in questo momento noi siamo un comune di 50.000 abitanti e di conseguenza c'è stato veramente un grande aiuto e ne approfitto per ringraziare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e tutte le persone che in maniera veramente precisa sono arrivate da tutta la provincia, perché le squadre, abbiamo avuto 8 squadre di interventi più di Protezione Civile, veramente una grande assistenza sia dal prefetto che dall'assessore Bottacin, che siamo stati contatto telefonico e è stata fatta veramente un'azione importantissima e anche e soprattutto veloce. E questo è l'importante. Senta Sindaco, lei ha già detto Rosolina in questi giorni è una città di grandi dimensioni, di fatto che si lascia alle spalle questo evento che è ripartita. Come sta andando questo Ferragosto a Rosolina? Possiamo tracciare un primo bilancio? Sta andando bene perché stiamo confermando i numeri dell'anno scorso, che è stata un'annata d'oro. Se uno in questo momento vuole prenotare una stanza, un appartamento, non la trova, località sia Rosolina Mare che del Barella è sold out. Noi stiamo andando avanti anche con il programma di intrattenimento che abbiamo preparato per i nostri turisti. Diciamo che è una bella coda di Ferragosto, anche il tempo sembra che ci stia aiutando, c'è sole e perciò prepariamo questo weekend. Ci sarà il Rosolina Mix, una 2 giorni dedicata a questo mondo dei manga, dei cartoon, perciò sarà un bel weekend anche. Ecco, questo era per dimostrare insomma che state ripartendo, che siete ripartiti, poi tra l'altro si canta e si balla, vedo che è in arrivo anche Marcella Bella tra gli altri, Massimo Di Cataldo, Rossana Fratello, insomma voi andate avanti. Noi andiamo avanti fino a metà settembre, poi abbiamo i nostri appuntamenti canonici, di martedì sera il Ballando le Stelle con le migliori orchestre a Piazza San Giorgio, giovedì mattina alle 6 concerti all'alba che raccolgono tanto successo. Già dal giorno dopo, già dal 20 di agosto, c'era la percezione di quello che era successo prima. Questo è positivo. Ultimissima battuta, Sindaco, ed è un problema che la accomuna Emanuele Crosato. Domani, sabato, da bollino nero su tutte le arterie stradali a nord-est, voi avete il problema, la cronicità della Romea. Come la mettiamo? Vi state organizzando? Abbiamo la Polizia Stradale che sta facendo un bel lavoro del commissariato di Rovigo, della postale di Rovigo, per mantenere la sicurezza e per snellire il flusso. Purtroppo nei momenti caldi la Romea diventa spesso volentieri, perché oltre al flusso nostro si accumula il flusso della località vicina di Sottomarina Chioggia e di conseguenza si registrano dei disagi. Ma che siano fatte veramente le cosiddette partenze e gli arrivi presenti, perché tra l'altro noi sabato registriamo un altro grosso boom di arrivi nella località. Speriamo che soprattutto chi arriva dal corridoio tedesco non venga bloccato sul traffico come è già successo. Perché appunto domani è giornata di controesodo ma anche di esodo. Sindaco Crosato, lei che cosa prevede? Sono stato da lei, abbiamo fatto un giro in autostrada una decina di giorni fa live e non era una buona situazione. No, sarà comunque un sabato molto, molto difficile, soprattutto molto caldo, perché la situazione è questa, mancano infrastrutture e quindi quando mancano infrastrutture poi fai fatica anche a reggere questi numeri. Io mi permetto anche di salutare e dare tutta la mia vicinanza al sindaco di Rosolina, Michele, per quello che è successo. Ho visto anch'io, ero informato dei fatti dalla TV, dai giornali e sono rimasto estremamente colpito, anche perché
sono vicino a Rosolina perché i miei nonni sono di Rosolina e mia bisnonna e la mia nonna sono lì in cimitero, e quindi vengo ogni tanto, vengo spesso e apprezzo molto quei comuni del litorale perché riescono a gestire la logistica, problemi, perché il turismo ti crea anche è una sfida, cioè dà dei vantaggi però crea anche dei problemi, pensi solo se magari qualcuno sta male eccetera, e riescono a gestirlo con numeri veramente importanti e che danno anche l'idea dell'abilità di amministrare questi comuni. Il suo mi viene sempre in mente Cavallino Treporti, che è uno dei comuni che ha il maggior numero di arrivi in Italia. Dice, non è facile con le strade che ci sono. Non è facile con le strade, spesso con le infrastrutture, con i bilanci anche, perché credo che insomma per quanto magari sia più ricco riesca in qualche modo ad avere entrate, credo che le difficoltà siano enormi, quindi complimenti al sindaco anche per questo. Qua potremo, Sindaco Grossato, aprire il capitolo Fleximan, ma qui appunto dovremo dedicarci un'intera puntata. Però volevo magari precisare una questione, insomma, che è una cosa nota che stiamo portando avanti come conferenza dei sindaci della Costa Veneta. Il nostro comune di 6.200 abitanti, abbiamo 32 dipendenti in comune e in questo momento però ce ne servirebbe. Abbiamo 4 vigili e in questo momento ce ne servirebbero almeno 4 volte tanto, perciò non è semplice, 4-5 mesi all'anno e i trasferimenti però sono sempre quelli da 6.200 abitanti, perciò veramente certe volte facciamo delle capriole incredibili, il mio assessore del bilancio fa delle magie che non riusciamo neanche a capire come ne veniamo fuori ogni anno in ogni stagione, però dai, riusciamo a garantire dei buoni servizi sia per i turisti e anche per i nostri concittadini, perché non dobbiamo dimenticare che non dobbiamo mettere in sofferenza chi ci abita tutto l'anno. E questo è il punto. Tra l'altro da qui tutta la battaglia che c'è a livello nazionale sul riconoscimento dello status di città balneare, che appunto voi come sindaci della Costa Veneta, se non sbaglio lei Grossato è vicepresidente, presidente la sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto, state portando avanti appunto. Ma anche questo insomma è una partita complessa. No, proprio come G20 Spiagge. Il G20 Spiaggia è il network che racchiude le 20 località italiane che superano il 1 milione di presenze. Praticamente i veneti, insomma, ci siamo quasi tutti, perché superiamo tutti il 1 milione di presenze, però insieme anche agli altri colleghi di queste 20 spiagge italiane abbiamo questo obiettivo che ci venga riconosciuto uno status particolare. Magari non chiediamo niente, chiediamo magari qualche deroga sulle assunzioni e magari qualche percentuale in meno di prelevamento dal fondo nazionale di solidarietà. Siamo abbastanza umili da questo punto di vista. E questo è un tema, Crosato, che lei ben conosce, no? Quante volte ne abbiamo parlato? Abbiamo dovuto fare veramente i salti mortali per andarli a coprire, quindi quando devono prelevare qualcosa arrivano sempre nei nostri comuni. Nel mio piccolo cerco di aiutare, perché io avendo adesso attualmente 2 vigili, uno normalmente d'estate o soprattutto in alcuni periodi viene prestato ad altri comuni, quindi cerchiamo di aiutarci tra amministratori, almeno nel piccolo quello che riusciamo a fare. Ecco, allora mi date lo spunto per lanciare un servizio, perché manca personale un po' ovunque, manca personale, mancano vigili urbani anche a Vittorio Veneto, che è una città di grosse dimensioni, una delle principali della Marca e non solo. Un allarme specifico è stato lanciato dalla sindaca Bagliana. Persone di 40-50 anni, anche oltre, hanno tutte le caratteristiche secondo noi per partecipare a questo bando per gli agenti di polizia municipale. C'è sempre un'età per diventare vigili urbani, almeno Vittorio Veneto, dove il comune ha deciso di cancellare il limite per poter partecipare al prossimo concorso per agente di polizia locale. Non occorre più insomma essere sotto i 37 anni, mentre rimangono gli altri requisiti. Le prove sono sempre le stesse, anche perché dobbiamo rispettare il regolamento nazionale rispetto alle assunzioni
formazione del personale e quindi ci sarà una prova fisica che però insomma abbastanza facile, una persona allenata riesce a superarla, poi una prova scritta e una prova orale, e quindi ci sarà una commissione che vaglierà queste caratteristiche delle persone. Una scelta obbligata per il sindaco, visto che i giovani sarebbero poco interessati alla carriera di agente di polizia locale. I giovani oggigiorno fanno difficoltà ad accedere a questa professione, anche se, ripeto, è una professione molto qualificante e anche gratificante. È vero che ci sono orari di servizio magari che vanno fuori nel serale, e quindi anche la domenica, i festivi, cioè è abbastanza impegnativo, però è gratificante. Quindi io penso che anche i ragazzi che escono dalle nostre scuole superiori, anche di seconda generazione e che arrivano insomma con famiglie alle spalle di provenienza extracomunitaria, sia una professione appetibile anche per loro, ecco. Da qui anche l'idea di rendere la polizia locale anche multietnica. Abbiamo visto anche la realtà del comune di Venezia e Mestre, dove appunto all'interno del loro corpo di polizia municipale hanno delle persone che hanno una visione un po' più ampia a livello culturale, quindi sarebbe interessante che anche qui da noi ci fosse l'occasione di poter assumere delle persone che arrivano anche con una formazione culturale diversa rispetto alla nostra. Ma il sindaco va oltre, puntando anche ad una migliore retribuzione pur di rimpolpare le fila della polizia locale. Vorremmo anche provare a dare qualche incentivo in più rispetto a delle progettualità che possono essere fatte dal corpo polizia municipale. Ieri sera abbiamo avuto 5-6 pattuglie fuori per quanto riguarda la sagra e i festeggiamenti di Sant'Augusta, e io penso che sia anche doveroso riconoscere, oltre ai straordinari, anche una certa riconoscenza per quanto riguarda il loro servizio, che lo fanno sempre in modo molto accurato e con tanta passione. Insomma, rendere più appetibile la figura del vigile urbano, no? Così era chiamato, dell'agente di polizia locale. Questo è il tema lanciato, rilanciato dalla sindaca Bagliana, e non si tratta solo di cancellare il limite d'età a 37 anni. Insomma, qui va riformulato un po' l'insieme, no, Crosato? Sì, assolutamente, credo sia intanto magari riuscire a spiegare anche che il lavoro pubblico è comunque dignitoso e anche di qualità, e può essere estremamente utile come quello del vigile urbano, ma soprattutto quello che ha detto la sindaca, gli stipendi, che un B 1200 euro è un po' difficile, insomma, riuscire a far quadrare tutto. E Grossato condivide? Sì, condivido anch'io. Adesso stiamo preparando a fare un'altra assunzione, ma solo perché ho un agente che va in pensione, perciò uno esce, uno entra. Speriamo che ci sia la gente che partecipi ai concorsi, perché effettivamente adesso noi abbiamo fatto un'assunzione per un manutentore, però tanti mi hanno chiesto cosa si prende come stipendio, e chi aveva una mezza idea di partecipare al concorso purtroppo non l'ha fatto, perciò bisogna anche un po' adeguare dal punto di vista remunerativo i compensi. Vale per tutte le figure professionali all'interno di un municipio. Grossato, grazie infinite, ci aggiorniamo, buon proseguimento d'estate a Rosolina Mare, grazie Grossato, resta con me. Approfitto anche per invitare i colleghi per viene a Rosolina, facciamo questo gemellaggio Rosolina-Cessalto. Benissimo, verrò sicuramente, grazie mille. Rosato non vedeva l'ora, mi pare di capire, ha bisogno di staccare un po'. Sì, assolutamente. Allora, grazie Michele Grossato, sindaco di Rosolina. Per noi qualche istante di pubblicità, poi rientriamo. Vi do tutti gli aggiornamenti di giornata e parliamo anche di Ius Schole. Di nuovo in diretta, siamo alle battute conclusive, ma abbiamo ancora una decina di minuti per ripercorrere i fatti principali della giornata e approfondire la questione dello Ius Schole che sta dividendo la politica italiana, la stessa maggioranza di centrodestra. Io vi ridò alcune notizie. Alex Marangon, nuova lettera anonima al sindaco di Marcon e alla polizia locale, con il papà del ragazzo che dice per l'ennesima volta: basta nascondersi, fatevi avanti. È arrivata l'ennesima lettera anonima, pare circostanziata,
sul caso appunto un po' sul giallo dell'estate, perlomeno qui in Veneto, e ne stanno parlando un po' tutti perché resta veramente un episodio oscuro. Mentre vi aggiorno sulla situazione del 18enne trovato morto domenica mattina all'alba in Pontebana, si va verso l'archiviazione della posizione dell'infermiera che ieri risultava appunto indagata e che questa mattina è stata sentita dal pubblico ministero. Al termine di questo confronto, di questo interrogatorio, il pubblico ministero per Munian di fatto ha riferito l'intenzione di chiedere l'archiviazione. Resta aperto il caso a questo punto. Allora, Sindaco Emanuele Crosato, con lei volevo toccare un tema importante che sta scuotendo la politica italiana, questo ius scholae, ovvero la cittadinanza italiana agli studenti figli di genitori stranieri che abbiano compiuto un intero ciclo di studi in Italia. Il dibattito è aperto e è aperto anche in Veneto, non solo in ambito politico ma anche nella società civile. Queste le risposte dei bassanesi. Si parla in questi giorni di ius scholae, di dare la cittadinanza italiana a chi ha frequentato un ciclo di studi in Italia, chi ha frequentato la scuola in Italia. Secondo lei è giusto? Credo di sì, perché oramai, voglio dire, se sono anni che sono in Italia, che hanno fatto la scuola e tutto quanto, penso che ne abbiano anche il diritto. Giusto, se un bambino nasce in Italia, si studia in Italia e si immedesima in quello che è l'Italia, insomma l'italianità, per me va benissimo, di qualsiasi colore sia. Se si integrano dopo un periodo di tempo, credo non sia una cattiva cosa, anche perché in un mondo così globalizzato io credo che sia il futuro. La migliore integrazione è vivere con gli altri all'interno di un paese e quindi penso sì, sia giusto. Quindi una volta che si è compiuto un ciclo di studi si è integrati e si può essere cittadini. Sicuramente, anche perché le fondamenta della cittadinanza penso siano la cultura, il rapporto con gli altri, col prossimo. Penso di sì che sia importante. È giusto secondo lei? Sì, dare la cittadinanza. Secondo me sì. Questo anche per una sua esperienza, ha avuto occasione di conoscere ragazzi che magari... Conosco dei ragazzi, sì, di famiglie che sono arrivate poverini, però per me è importante. Una cosa giusta perché frequentando la scuola imparano anche bene l'italiano e anche la cultura italiana e con l'andare del tempo possono anche inserirsi nella nostra società. Io concordo su questa cosa, per me potrebbe essere positivo dal mio punto di vista. Insomma, si deve fare un passo in avanti, diciamo che forse i cittadini sono più avanti della politica da questo punto di vista? Forse sì, molti cittadini sono molto più avanti della politica. La politica è ancora un po' retro. Sindaco Crosato, lei è esponente di spicco di Forza Italia. Forza Italia ha rilanciato questa proposta scatenando insomma, delle reazioni anche irritate, tese da parte degli alleati di Fratelli d'Italia e Lega. Lei come la vede da sindaco? Beh, assolutamente, sapete le mie posizioni sui diritti civili, quindi credo sia opportuno. Poi la proposta di Tajani è ben chiara, è sui 2 cicli, quindi primario e secondario, quindi bambini sui 14 anni, dare questa possibilità, dare questo diritto. Credo ci siano delle aree in cui è opportuno non entrare, in cui la politica magari esprime delle sensazioni, ma non ci deve essere battaglia politica, soprattutto sui diritti dei bambini. Ricordo che come numeri solo nella provincia di Treviso siamo attorno ai 15.000 bambini che fanno il ciclo scuola primaria e scuola secondaria
Quindi dalla prima elementare alla terza media, per intenderci. Sì, stranieri, una certa percentuale, circa il 14%. Nel mio comune è particolarmente sentita questa cosa perché arriviamo quasi al 30%, che è il limite che indica, o meglio raccomanda il Ministero per la creazione della classe. Cioè una classe dovrebbe avere massimo il 30% di stranieri, così sono state ancora le indicazioni del 2010. Quindi è veramente non affrontare questo tema è ormai inutile, inoltre creando un disagio alla famiglia, perché comunque crea anche dover andare in questura con i bambini per il permesso di soggiorno, perdere un giorno di lavoro, cose veramente inutili. Poi c'è la questione legata che comunque ai 18 anni, se il bambino è nato in Italia, avrebbe comunque diritto alla cittadinanza attualmente. C'è il vincolo territoriale, ovvero deve risiedere stabilmente in Italia fino al 18° anno di età per avere comunque la cittadinanza, quindi sarebbe solo un anticipo a fronte di cosa? A fronte della certezza che abbia frequentato la scuola. Quanto è importante anche che appena comunque ci sia, che arrivino in Italia, questi bambini all'età di 6 anni vengano subito a scuola, in modo tale da ridurre anche il gap, le difficoltà che ci sono poi all'interno di una classe, ma soprattutto evitare il cosiddetto abbandono scolastico, che sappiamo che tra quelle fasce di non stranieri e di stranieri è molto più ampio. E ci mancano poi i professionisti, ci mancano nelle imprese i manutentori e ci mancano magari i medici, infermieri. Quindi lei dice ci sono tante buone ragioni per approvare questo Ius Scholae. Assolutamente. Però i vostri alleati, Fratelli d'Italia e Lega, sembrano non apprezzare, cioè si rischia lo strappo. No, perché comunque questo non mette in nessun modo in discussione il governo, come ha detto Tajani ieri, però questa mette un po' diciamo a risalto alcune differenze. Io personalmente ho letto oggi le dichiarazioni del Presidente Zaia, un po' mi è dispiaciuto perché è come me, è progressista sui diritti civili, e vedere che non ha lo stesso coraggio verso questi bambini un po' mi dispiace. Perché che cosa dice Zaia, intervistato da Repubblica? No all'ideologia, ma chi ha i requisiti diventi subito cittadino italiano. Il problema non è il ciclo di studi, ha detto Zaia, bisogna assicurare procedure rapide per chi è nato qui e compie 18 anni. Per Zaia, come sempre nel nostro paese, si parte da riflessioni molto ideologiche e poco pratiche. Penso che prima di parlare di Ius Scholae o Ius Soli si dovrebbe ragionare su che valore diamo alla cittadinanza italiana e sull'opportunità di accettare o meno il doppio passaporto. Forza Italia è libera di esprimere la sua opinione, è un utile contributo, ma usciamo dal tema del colore della pelle e degli sbarchi. Insomma, sono delle dichiarazioni, anche quelle di Zaia, lei dice poco coraggiose. Sì, credo più che altro per spirito di partito, non tanto per idee, perché sono sicuro che in questo è un progressista come lo sono io in questo tema. È di oggi comunque anche una scelta, quella di andare a rincorrere. C'è la manifestazione veneziana, quella delle aiutami Christian, quella non mi viene il termine. Non lo seguo. Non mi viene il termine. Ci sarà la manifestazione veneziana sul Canal Grande. Sull'overtourism. Sì, esatto. Okay. E quindi magari anche c'è stato tutto il tema sul diciamo, il non pubblicare, il non trasmettere attraverso la RAI. E quindi magari anche in questo, secondo me, abbiamo la possibilità di avere Rete Veneta che può trasmettere in chiaro e avere questa possibilità. Credo che piuttosto di rincorrere una rete nazionale, incanalare in questo. Parliamo delle regate. Le regate. Ecco. La regata. No, grazie, mi mancava il termine. Invece di rincorrere questo sarebbe stato opportuno magari rincorrere e dare la soluzioni possibilità. A chilometro zero. Esatto, sì, cose molto vicine, operative come questa.
Allora, Sindaco Crosato, grazie per queste riflessioni. Chiaramente il fronte c'è all'interno del centrodestra, è inutile nasconderselo, insomma ne sentiremo parlare anche poi, c'è il tema dell'autonomia, ci sono tanti nodi che stanno venendo al pettine, quindi l'estate è lunga ma l'autunno sarà per l'ennesima volta caldo. Allora, in ultimissima battuta vi ricordo che abbiamo aperto questo telegiornale collegandoci con Spinea, la vicenda di questi ragazzini abbandonati di fatto sul passante, c'è l'ombra e il sospetto del traffico di minori, poi quella badante che è stata arrestata a Padova, che aveva picchiato l'assistita novantenne in preda ai fumi dell'alcol. Per quanto riguarda invece la vicenda del 18enne trovato morto domenica mattina nel Vesa della Battaglia, si va verso l'archiviazione della posizione dell'infermiera che per prima aveva lanciato l'allarme e che di fatto 24 ore fa si è trovata indagata per omicidio stradale, quindi si va verso l'archiviazione, il caso si riapre in tutta la sua drammaticità e poi appunto lo avete visto, oggi è il giorno del nuovo interrogatorio che sembrerebbe ancora in corso a Renato Boraso, ex assessore alla mobilità della Giunta veneziana. L'inchiesta è quella della palude Venezia, la palude veneziana. Tutto questo e altro ovviamente questa sera a partire dalle 18:30 nel telegiornale regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo di noi c'è il documentario Borgo Italia e poi un film, Solitary Man. Insomma, non potete perdere il pomeriggio su Antenna 3. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Grazie Alessandro Granziera, grazie Mattia Pizzaia dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio.